Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, veloce Unicum RL al pari di Ulisse 3B in seconda posizione. Poi vediamo al largo Brendas, poi in terza posizione Adrian Gioni Numero con 4, Aquila della Brendas, Notte. L'errore di Brendas squalificato. sulla curva, intanto 15, primo paletto. Da parte di Unicum RL, falloso ieri a Padova, oggi è riuscito ad andare davanti Maurizio Cheli e tiene anche buona andatura, seguito dal Sauro Ulisse 3B, poi a una decina di metri Aquila della Notte davanti a Bagar, poi 0-1 MMG, poi Brando Trio, primo dei penalizzati, tutti abbastanza sgranati per il ritmo del figlio di Masco Yankee, che arriva ai 600 in 44,4. L'unico a tenere il ritmo sembra Ulisse 3B, mentre Aquila della Notte è più indietro a precedere Bagar, poi 0-1 MMG. Ma ripeto, tutti ancora molto sgranati per il ritmo di Unicum che percorre in 59, Numero appena 5, abbondante Victory Route 3B, il primo giro. squalificato. Intanto la squalifica per Victory Route 3B che si è gettato di galoppo. Si va a coppie, Unicum RL e Ulisse 3B, intanto Aquila della Notte cerca di riportarsi sotto, chilometro che va via in 1.14,6, discreto per la categoria, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Unicum RL in vantaggio davanti a Ulisse 3B, Aquila della Notte, Bagar, 0-1 MMG, poi Brando Trio a precedere Taiga Jet. Tanto qui davanti alle tribune ancora un 14,8, ha mantenuto ritmo sempre svelto Maurizio Cheli, che ora cava anche i tappi a Unicum RL, percorre ancora la curva in 15,3. Poi sempre Ulisse 3B in seconda posizione, poi Aquila della Notte, nessuno sposta all'esterno, sono ancora tutti in fila indiana, ci prova ora Andrea Vitaliano con 0-1 MMG, ma Unicum RL ancora davanti, percorre in 15,2 la retta di là, ha sollecitato Ulisse 3B in seconda posizione al pari di Aquila della Notte, poi si avvicinano Bagar e l'allievo di Andrea Vitaliano 0-1 MMG, poi anche Brando Trio, ancora tutto da giocare a 200 metri dalla conclusione, sembrano tutti molto stanchi, retta d'arrivo con Unicum RL che si presenta in vantaggio, si butta di dentro Ulisse 3B, al largo è 0-1 MMG, ultimi 50 metri, Unicum RL ancora in vantaggio su Ulisse 3B e 0-1 MMG e sul palo Unicum RL viene a vincere davanti a Ulisse 3B e 0-1 MMG, al quarto il numero 7 di Aquila della Notte. 33, arrivo lento, ma è bastato a Unicum RL per difendere il vantaggio. Maurizio Cheli alla guida del training, i colori di Aldo Mignano. Buon secondo di posizione Ulisse 3B lungo lo steccato di dentro, mentre al largo 0-1 MMG al quarto. Aquila della Notte. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento, ricordiamo, questa settimana è per sabato prossimo.